TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio nel centro storico lagunare, svolti dai carabinieri del nucleo natanti del comando provinciale di Venezia, finalizzati alla repressione del fenomeno del commercio abusivo. Nel pomeriggio del 25 novembre, in riva degli Schiavoni, i militari hanno sottoposto a controllo di polizia un 47enne di origine straniera, residente in un'altra provincia, intento a vendere accessori di abbigliamento senza l'autorizzazione allo svolgimento in area pubblica di tale attività itinerante. Nella circostanza sono stati sequestrati 81 articoli tra borse, bracciali e cinture, nonché comminata una sanzione amministrativa complessiva pari a 5.164 euro. Inoltre, nei confronti dello straniero è stato emesso un ordine di allontanamento temporaneo dal centro storico veneziano per violazione della legge sulla sicurezza urbana. Nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo viadotto per il Bosco dello Sport sul raccordo autostradale di accesso all'aeroporto Marco Polo, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre è prevista la chiusura totale al traffico del tratto autostradale in corrispondenza della bretella aeroportuale in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura sarà in vigore dalle ore 21 di venerdì 28 alle ore 7 di sabato 29 novembre per consentire il varo del concio centrale del ponte, quello che scavalca l'autostrada. In questo intervallo di tempo il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria, lungo strada statale 14 della Venezia Giulia, strada regionale 13, A57 tangenziale di Mestre e strada provinciale 40. Ci spostiamo a Jesolo, dove il Comune informa che sul proprio sito istituzionale www.comune.jesolo.ve.it sono pubblicate le liste dei beneficiari della carta dedicata a te. Le liste sono state elaborate da INPS in base ai requisiti previsti dal decreto interministeriale del 30 luglio 2025. A tutela della privacy, i beneficiari sono indicati mediante l'utilizzo del protocollo della dichiarazione sostitutiva unica DSU rilasciata ai fini ISEE. Il Comune ha inoltre inviato via posta ordinaria l'apposita comunicazione con il codice attribuito alla carta. Per i nuovi beneficiari 2025 la carta potrà essere ritirata presso qualsiasi ufficio postale presentando la comunicazione del Comune. Il codice fiscale è un documento di identità valido. Se un cittadino rileva il proprio ISEE nella lista dei beneficiari ma non ha ricevuto la comunicazione via posta da parte del Comune, può contattare l'ufficio servizi sociali allo 0421 3591 88 oppure 0421 3591 79. Lunedì 1 dicembre alle ore 18 al Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave andrà in scena Siamo fatti di versi perché siamo poesia, spettacolo con ingresso gratuito che unisce teatro e musica per parlare con leggerezza e profondità di diversità e unicità. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l'azienda ULS 4 promuove un appuntamento unico di sensibilizzazione sul tema dell'inclusione insieme all'attore Guido Marangoni e al musicista Nicola De Agostini. Un momento per emozionarsi, divertirsi, riflettere e scoprire quanto la ricchezza delle differenze possa diventare un valore condiviso. L'ingresso, come detto, è gratuito ma è necessaria la prenotazione tramite telefono 0421 227775 o via mail all'indirizzo ceod.sandonà@auls4.veneto.it. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.